Autonomia del Veneto, nuovo vertice tra il governatore Zaia e il sottosegretario Bressa, pre-intesa ormai vicinissima sulle prime 5 materie, si firma entro le elezioni del 4 marzo. L'inchiesta del Rosso sulle infiltrazioni dell''ndrangheta con 5 veneti arrestati. Shock a Mogliano per il coinvolgimento del presidente della squadra dell'Union Pro. La società lo difende, è innocente, siamo con lui. Omicidio di Venezia, individuato il terzo uomo presente la notte degli spari a San Polo. Potrebbe essere un testimone chiave per chiudere le indagini. Intanto il 50enne accusato del delitto dice l'ho fatto per paura. Tragedia sul lavoro a Cessalto, 40enne di San Siro di Livenza, colto da un malore, cade e batte la testa a terra. Inutili i tentativi di salvarlo. Inchiesta della Guardia di Finanza di Pordenone sulla manodopera illegale, 28 aziende venete coinvolte, i lavoratori reclutati tra stranieri e immigrati del sud Italia. Decine di cani e gatti scoperti in un'abitazione del Veronese, vivevano ammassati nel più totale degrado, gli animali posti sotto sequestro, denunciata una donna. Nessun pagamento degli stipendi, i giocatori del Vicenza Calcio proclamano lo stato di agitazione e scenderanno in sciopero sabato, giorno della partita con il Padova. Automobilista decisamente distratto finisce con la vettura a ridosso dell'imbarcadero di Piazzale Roma a 2 passi dal ponte di Calatrava, i vigili costretti a scortarlo. Cercavo parcheggio, ha detto l'uomo. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto e cominciamo dunque dall'incontro romano del governatore Luca Zaia con il sottosegretario Gian Claudio Bressa. Non è ancora la firma ufficiale della preintesa, ma davvero ci siamo vicini. Un buon incontro, produttivo e positivo, e diciamo che ci avviamo verso la firma di questa preintesa quadro che è già una bella pietra miliare. Un altro incontro positivo quello tenutosi al Ministero degli Affari Regionali a Roma tra il governatore Zaia e il sottosegretario di Stato Bressa sull'andamento del negoziato per l'autonomia del Veneto. La firma dovrebbe arrivare a breve. Entro prima della presentazione dell'inizio della campagna elettorale. Noi assolutamente non stiamo contemplando interruzioni. Dopodiché arriverà il nuovo governo, il lavoro continuerà e ovviamente ci sarà la preintesa quadro firmata qualche mese prima che regolerà anche i tempi del lavoro con il nuovo governo. La discussione si è incentrata sulle 5 materie, sanità, lavoro, ambiente, istruzione e Unione Europea, già poste sul tavolo, ma ha annunciato Zaia è solo un primo passo, ci sarà presto un altro pacchetto. Le materie che stiamo trattando, un altro pacchetto di materie e io spero anche la necessità di mettere tempi certi anche per il lavoro che si farà in futuro, lavoro che magari sarà dedicato ad altri interlocutori governativi. Per quanto riguarda i finanziamenti, il governatore li ha definiti un aspetto fondamentale, precisando che andrà discusso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dovranno essere rispettosi, ha concluso Zaia, di quello che una regione manda a Roma e che deve tornare sul territorio. E poi l'inchiesta sull''ndrangheta che ha portato alla luce le ramificazioni anche in Veneto, nella Marca poi in particolar modo. Agli arresti domiciliari il presidente del Mogliano Calcio, il direttore generale della società, ai nostri microfoni dice innocente, al più presto intende chiarire la sua posizione perché la sua immagine ne esca pulita. Lui non c'entra niente, prova di fatto che farà anche una conferenza stampa appena possibile quando avrà parlato col giudice per spiegare tutte queste situazioni. Marco Gaiba intende chiarire al più presto la sua posizione, prima con il giudice poi alla stampa, perché quelle accuse cadute sulla sua testa pesano come un macigno. Secondo la procura di Catanzaro, a capo dell'inchiesta sull''ndrangheta, Gaiba avrebbe fatto da prestanome per creare società che sarebbero servite all''ndrangheta per riciclare il denaro della malavita. Ma chi lo conosce non crede a tutto questo, come Alessandro Lunian, che oramai da quasi 15 anni è legato a Marco Gaiba non solo dalla passione per il calcio e la guida della FC Union Pro, ma anche da una profonda amicizia. Per poche persone sarei pronta a mettere la mano sul fuoco, ma per Marco lo farei sicuramente, afferma Lunian. Addirittura è parte lesa, si è trovato coinvolto, malgrado in questa brutta faccenda, nel suo DNA sarebbe impossibile pensare che qualcuno gli potesse fare una cosa che non va bene. Gaiba ora si trova agli arresti domiciliari. Poche le persone con le quali può parlare, a loro ha espresso la sua estraneità ai fatti e la sua completa innocenza.
La società di calcio di cui è presidente sulla pagina web ricostruisce i fatti che risalgono al 2012, quando, si legge nella nota, Gaiba ha avuto delle quote in una società che aveva creato a Cirò Marina, con una persona che ora è stata accusata di far parte dell''ndrangheta. Quando ho capito che però la cosa non era, non recuperava i soldi e addirittura la cosa non gli piaceva, a un certo punto ha cercato di rientrare delle quote, ma questa persona non aveva i soldi per dargliele, e allora lui, pur di liberarsene, gli ha lasciato tutto quanto. Vedersi sbattuti in prima pagina con accuse così pesanti fa male, continua Alessandro Lunian. Speriamo che il prima possibile Marco possa chiarire la sua posizione, anche se la sua immagine ormai è macchiata, ma l'unica sua colpa, se così si può dire, spiega il dirigente, è quella di aver avuto fiducia nelle persone sbagliate. Ci crede nelle persone, non è andato a valutare alcune cose che sarebbe stato meglio magari controllare con che persone aveva a che fare. In queste ore nella chat della società tanti messaggi di solidarietà e vicinanza di allenatori e dirigenti dell'FC Union Pro nei confronti del loro presidente. Noi lo aspettiamo, dice il direttore generale della società, e anche i genitori degli oltre 400 iscritti, tutti convinti della sua innocenza. Siamo sicuri che questo succederà perché lo conosciamo. E poi il delitto di Venezia, ci sono novità perché è stata individuata la persona che è fuggita la notte in cui Ivano Gritti è stato ucciso, ricorderete, a colpi di pistola dall'amico Ciro Esposito. A distanza di poche ore dall'omicidio di Ivano Gritti, i carabinieri sono riusciti ad individuare la persona che era presente quella notte in Calle delle Chiovere, poi fuggita e che potrebbe essere una chiave importante nelle indagini. Secondo la descrizione fornita da una vicina che si era affacciata alla finestra sentendo il trambusto, sarebbe una persona di origine nordafricana che al momento della fuga indossava una felpa grigia col cappuccio e un cappello. Potrebbe conoscere i motivi per cui Gritti stava urlando, prendendo a calci e pugni la porta dell'abitazione occupata abusivamente, da cui Ciro Esposito ha sparato i colpi di pistola attraverso il vetro, uccidendo l'amico, morto poco dopo in ospedale. Noi non escludiamo nulla, né il regolamento dei conti tra i due, né un motivo passionale, né qualsiasi altra cosa che può essere successa. Se una delle piste seguite dai carabinieri è quella della banda dei supermarket che nelle ultime settimane ha colpito in centro storico, la testimonianza del nordafricano potrebbe essere rivelatrice nella risoluzione del caso. Intanto, dopo essere stato portato in caserma dai carabinieri, Esposito avrebbe avuto una crisi di pianto davanti al magistrato nell'apprendere che aveva sparato al suo amico e probabilmente compagno di affari. Non sapevo fosse lui, avrebbe detto, ho avuto paura e ho sparato. Il colloquio col pubblico ministero è durato 1 ora e mezza e l'arrestato, che deve rispondere anche di porto abusivo di arma da fuoco, ha spiegato di aver preso la pistola nel momento in cui c'era qualcuno che urlava e batteva alla porta. Non ha chiarito immediatamente i motivi, ha dato una versione dei fatti quando è stato ascoltato dal magistrato di turno della Procura di Venezia davanti ai carabinieri, versione che comunque noi stiamo approfondendo perché le motivazioni possono sicuramente essere molteplici. Domani ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto. Tragedia stamani all'azienda BFR Meccanica di Cessalto, a perdere la vita Simone Nicolini di 40 anni di Sastino di Livenza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che si stanno occupando delle indagini, l'operaio che stava effettuando dei lavori di manutenzione sarebbe stato probabilmente colto da malore, forse un infarto che gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio. Nicolini è caduto a terra sbattendo la testa, immediato l'arrivo dei soccorsi, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Nicolini lascia la moglie e 2 bambine. Inchiesta della Guardia di Finanza di Pordenone sulla manodopera illegale, 28 aziende venete coinvolte, i lavoratori reclutati tra stranieri e immigrati del sud Italia. Le società di partenza sarde erano fittizie, i lavoratori, oltre 1 migliaio, reclutati come manodopera illegale, decisamente no. Il cervello del sistema che ha portato la Guardia di Finanza a scoprire un vasto giro di caporalato, emissione di fatture inesistenti e riciclaggio in tutto il nord Italia era un pregiudicato per reati finanziari residente nel Pordenonese, ma quasi tutte le 37 aziende che usufruivano illegalmente di questi lavoratori si trovano in Veneto. Ben 17 nella Marca Trevigiana, 6 nel Veneziano, 3 nel Vicentino, 2 nel Padovano. 28 realtà manifatturiere i cui rappresentanti legali sono tutti indagati. Il sistema scoperto dalle Fiamme Gialle friulane consisteva in falsi rapporti di appalto e subappalto con società fittizie intestate a prestanome, sulle quali venivano fatti convergere gli obblighi fiscali e contributivi della manodopera.
Successivamente, questi lavoratori formalmente impiegati alle dipendenze di società inesistenti sarde venivano poi, mediante degli appalti dissimulati, impiegati dal punto di vista fattuale presso le aziende in cui erano a tutti gli effetti dipendenti. Manodopera illegale, anche se non ridotta in schiavitù. Le paghe erano di mercato, il problema è che questi lavoratori, in cerca disperata di un'occupazione, si trovavano senza alcuna tutela contributiva, fiscale, previdenziale e assicurativa. Certo, il danno nei confronti dei lavoratori comunque è evidente, non a caso erano lavoratori soprattutto che provenivano dall'est Europa o dalle regioni del sud Italia. Le aziende che li impiegavano emettevano fattura alle società intermediarie detraendo l'IVA. Queste ultime venivano quindi messe in liquidazione o lasciate inattive e sostituite con altre delle medesime caratteristiche. In tutto 59 persone indagate con 1057 posizioni illegali riscontrate e fatture per operazioni inesistenti per circa 21 milioni di euro. Ora torniamo a parlare dell'incendio che ha devastato un'azienda a Riese Pio X nel Trevigiano. Dopo la grande paura rimangono ora i danni ingentissimi dalle fiamme, si parla di milioni di euro e forse i posti di lavoro, una quarantina, a rischio. Immagini e suoni che qui a Riese si faticherà a dimenticare. Le fiamme alte, il fumo denso e nero che in un attimo ha avvolto il cielo. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per 24 ore per terminare le operazioni di smassamento, ma anche per tenere sotto controllo qualche piccolo focolaio. A Riese Pio X gli occhi sono puntati su quello che rimane della storica 1200, azienda che produce arredi per bagno, divorata dal vasto incendio scoppiato ieri mattina intorno alle 13. Sotto shock titolari e dipendenti. Al telefono il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin. I dipendenti sono andati in pausa pranzo, sono tornati e la ditta non c'era più, e capisce quanto sia una cosa scioccante sia per i titolari ma anche per i dipendenti, per le loro famiglie. Noi siamo loro vicini e anche chiaramente a disposizione in questi giorni per tutto quello che di nostra competenza che possiamo fare. Il rogo devastante sarebbe partito dal reparto produzione, ieri fermo, in azienda a pochi dipendenti impegnati nell'inventario. I danni sono ingentissimi. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati 9 mezzi dei vigili del fuoco con una trentina di uomini che hanno lavorato fino a tarda sera per domare le fiamme. Il timore è stato anche per il rischio di inquinamento. Il sindaco Matteo Guidolin, subito giunto in zona industriale, aveva avvertito la popolazione di non transitare attorno alla fabbrica e di tenere in via precauzionale porte e finestre chiuse. Mi sono sentito con i tecnici dell'ARPAV che escludono dei problemi di inquinamento di tipo grave, insomma, chiaramente si tratta di un incendio per cui invitiamo a non andare nella zona dell'incendio perché comunque non è una cosa sana, però per quanto riguarda il resto dell'area non ci sono problematiche. Questa mattina sono stati effettuati ulteriori prelievi ed i risultati saranno disponibili nelle prossime ore. Intanto tutta l'area è sotto sequestro, indagini in corso per chiarire le cause di questo devastante incendio. Rimane lo scheletro della 1240 posti di lavoro dal futuro incerto. Cosa succederà dell'azienda trevigiana nessuno al momento può dirlo. La polizia di Vicenza è riuscita a scoprire un pedofilo che ha tentato di adescare una ragazzina rubando un profilo Facebook. Vediamo com'è andata. Prima ha rubato il profilo Facebook di un vicentino di 25 anni, copiato le foto, cambiando solo una vocale nel cognome e poi con questo ha iniziato a molestare pesantemente una minorenne sempre attraverso il portale. Frasi pesanti al limite della decenza e quando ha visto che la ragazzina non rispondeva nemmeno più ha iniziato ad infastidire la mamma e la sorella. Al culmine dell'indecenza si è masturbato davanti alla foto della sorella e ha inviato il video alla ragazzina. E qui entra in gioco la polizia che, muovendosi per accesso abusivo e tentativo di adescamento, ha chiamato in causa la Procura di Venezia, competente in materia, per acquisire i dati per identificare chi si nascondeva dietro quell'indirizzo IP. Ed ecco l'identità del pervertito, un 25enne residente a Como, impiegato in Svizzera. Il blitz viene fissato per il 19 di dicembre, gli uomini della polizia lo attendono un giorno intero sotto casa finché non lo vedono arrivare. Sei Andrea o Irene? Gli dicono, i due nomi dei due profili che aveva inventato per tormentare
arrestare la ragazza. Lui capisce subito e apre le porte di casa. Gli agenti, dopo una perquisizione, portano via computer e cellulare. Ci vorrà ancora un po' di tempo per esaminare tutto il materiale contenuto. Intanto è stato denunciato e dovrà rispondere anche di atti persecutori, e questa ragazzina, che oggi è maggiorenne, è finalmente libera. Poi è stato identificato e denunciato un padovano accusato di rapina impropria in un supermercato di Belluno. È un 35enne padovano, autore già di reati contro il patrimonio, l'uomo identificato dalle immagini delle telecamere e dalla descrizione di alcuni testimoni e denunciato in stato di libertà dai carabinieri per rapina impropria a Belluno. I fatti risalgono al 26 giugno, quando l'uomo, che si stava allontanando da un supermercato dopo aver riposto della merce in una borsa, era stato raggiunto da una guardia giurata che alla richiesta dello scontrino era stata colpita con 2 pugni alla gola. Ancora cronaca, adesso i furti nell'Alta Padovana. Sono entrati dalla finestra e hanno preso di mira la slot machine, secondo colpo in poco più di un anno al bar Trattorie Spigoi di San Giorgio delle Pertiche. Ad accorgersi del furto la cuoca, la prima che al mattino entra nel locale. A nulla è servito l'allarme e stavolta è andata meglio di un anno fa, quando nella trattoria era stata messa a segno una spaccata con il tombino e i malviventi avevano fatto razzia di gratta e vinci e liquori. Un paese tranquillo, almeno sinora, dicono i cittadini. Furti si susseguono e diciamo così, la gente è sempre attenta a tutto, specialmente gli anziani. Ecco. Siamo un paese abbastanza calmo, però ultimamente si verificano sempre di più episodi di questo tipo. E la paura cresce, soprattutto nel pomeriggio. Sotto a casa nostra no, non ne abbiamo subiti, però siamo sempre là, insomma, ecco, quando usciamo la sera verso le 17:30 cerchiamo di fare ritorno il prima possibile. Una zona particolarmente presa nel mirino, quella lungo la vecchia statale del Santo, poco illuminata, lamentano i cittadini, e c'è chi, come il titolare del locale Mason Food, dopo 7 furti in 2 anni, 2 in sequenza a dicembre, ha deciso di andarsene. Ho dato una pecca al proprietario dell'immobile proprio l'altro giorno, dicendo che entro 2 o 3 mesi mi trasferisco in un posto più sicuro. Non solo San Giorgio delle Pertiche, furti in abitazioni sono stati commessi nelle ultime ore a Reschigliano e tentati a Fiumicello, nel confinante comune di Campodarsego. È meglio che quando li becca e tieni chiusi, no? Dopo 2 o 3 giorni e muoia fuori. E poi si torna a parlare dei vitalizi, adesso la politica, vitalizi degli ex consiglieri. Dunque c'è una novità, perché si pensava a un progetto quindi che prorogasse di fatto quel contributo di solidarietà durato 3 anni e appena scaduto. Invece all'ultimo, oggi, arriva una novità e la presenta il Presidente del Consiglio Ciambetti. Come Regione Veneto abbiamo in essere un provvedimento di riduzione della spesa dei vitalizi con un contributo minimale di solidarietà da parte appunto degli ex consiglieri, scadeva il 31 dicembre. Con questo nuovo inizio appunto di attività legislativa del 2018 andiamo a riproporre quel provvedimento per il prossimo triennio, per dare continuità appunto al contributo di solidarietà e per affrontare il tema appunto della questione dei vitalizi in essere. Così la maggioranza prova a mettere fine alle polemiche scattate col cambio di calendario. La proposta di legge dell'ufficio di presidenza è un'inversione di rotta rispetto all'orientamento dei giorni scorsi, quando si parlava di sospendere per un anno il contributo di solidarietà prelevato dalle laute pensioni dei 245 ex consiglieri regionali. Avevamo depositato un'analoga proposta qualche ora prima, fanno sapere dal Partito Democratico. A questo punto andiamo avanti insieme per arrivare all'obiettivo. Non ho nulla da dire sull'argomento, dichiara Aldo Bottin, presidente del coordinamento nazionale degli ex consiglieri regionali e autore di uno sfortunato ricorso giudiziario contro la sforbiciata. Sul tema dei costi della politica è tornato a farsi sentire anche il governatore Luca Zaia, secondo cui è arrivato finalmente il tempo di discuterne in Consiglio regionale, facendo sintesi tra le 6 proposte attualmente ferme nelle commissioni con un disegno di legge unitario. Dichiarazioni che hanno suscitato l'animata reazione del Movimento 5 Stelle. C'è una legge semplicissima di una riga da me depositata 2 anni fa, che dice abolizione totale di tutti i vitalizi. Allora, sono 2 anni che la Lega fa solamente bla 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 e il governatore Zaia ci dice sempre che è il momento buono per farla e poi puntualmente non si fa nulla. Allora, se veramente c'è la voglia di abolire totalmente i vitalizi, prendiamo la nostra legge del Movimento 5 Stelle, la portiamo in aula e in un quarto d'ora li abbiamo aboliti tutti completamente.
Allora intanto ci fermiamo per un minuto, poi torneremo a raccontarvi e mostrarvi queste immagini allucinanti di cani e gatti nel degrado. Telegiornale del Veneto, torniamo in onda con informazioni di Antena 3. Dunque, decine di cani e gatti scoperti in un'abitazione del Veronese, vivevano ammassati nel più totale degrado. Gli animali sono ora stati posti sotto sequestro ed è stata denunciata una donna. Salvati dai canili, ma soltanto per ritrovarsi in condizioni ancora peggiori. 31 cani, ma pure 9 gatti e persino un canarino, trovati in uno stato pietoso in un ambiente fatto di sporcizia e degrado. È lo scenario terribile al quale si sono trovati di fronte i carabinieri del Corpo Forestale di Verona, a Sona, nell'abitazione di una sedicente volontaria animalista di origini abruzzesi, qualche settimana fa. Tutti gli animali sono stati posti sotto sequestro e la donna è stata denunciata. Un intervento nato da alcune segnalazioni è partito con sopralluoghi che avevano accertato come dall'abitazione, sempre in venuta chiusa, provenisse un forte odore di deiezioni animali, nonché abbai e guaiti di numerosi animali che si intravedevano dalla porta-finestra a vetri d'ingresso dell'abitazione, evidentemente in numero molto superiore a quello dei 10 cani intestati regolarmente alla volontaria, che ovviamente lì non viveva. Le stanze erano prive di riscaldamento, ingombre di rifiuti e saturi di un odore nauseabondo. A quanto sembra, almeno un terzo degli animali, per lo più anziani o malati, proveniva da canili del sud, dai quali alcune volontarie le avevano fatti uscire con la speranza di un destino migliore con adozioni in famiglia. Purtroppo nessuno aveva controllato il sito di destinazione e le volontarie si erano affidate a poche foto postate dall'indagata sui social, che ritraevano alcuni degli animali sequestrati liberi nell'ampio giardino antistante l'abitazione, prato sul quale, secondo il proprietario che qualche volta si recava lì, solo in qualche occasione si erano visti 2 o 3 cani a girarsi liberi. Gli animali, ora ospitati e accuditi dal canile sanitario dall'EMPA di Verona, sono in attesa di affidi selezionati e stavolta di affidi veri. Ora il nostro approfondimento sulla fine ormai segnata del Vicenza Calcio. Unforgettable, indimenticabile come ogni leggenda, il giorno in cui si piange perché tutto sta finendo, perché quel che è stato non è più, non sarà più e viene affidato alla memoria, ai racconti, scritto nei cuori, indelebile negli occhi di chi ha visto, di chi ha vissuto l'epopea del grande Vicenza. Così ogni istante, ogni momento può essere quello decisivo. Oggi a mezzogiorno, quando le campane hanno suonato 12 lenti rintocchi, è scaduto il termine ultimo, ma non si è visto un centesimo dei 530.000 euro tra stipendi, contributi e ritenute dovute ai giocatori, che ora potranno svincolarsi, annunciano lo sciopero e loro sì si preparano ad approdare in altri lidi, mentre 300 ragazzi che sulle giovanili con passione e fatica volevano fondare il loro futuro vedono svanire un sogno. Domani è un altro giorno, se possibile più buio di oggi. Restano i rimpianti, i pensieri amari, gli avrei voluto, i mi aspettavo. Mi aspettavo un intervento da parte del sindaco, da parte del comune molto più tempestivo, non solo quindi negli ultimi giorni, per riunire tutta quella parte di imprenditoria anche fuori da Vifin naturalmente, affinché una società storica come Vicenza Calcio, che è patrimonio di tutta la provincia, avesse la possibilità di proseguire magari in un esercizio provvisorio per finire la stagione. I tifosi piangono ma non si arrendono e chiamano a raccolta tutti, industriali, forze politiche, cittadini, venerdì 19 al Teatro Astra. Cercare tutti uniti di fare un qualcosa, di fare un esame di quello che è successo e soprattutto in chiave futura. In auto a Venezia, ma in centro storico ci risiamo, è accaduto nuovamente oggi pomeriggio con l'ennesimo automobilista distratto e scortato, come vediamo da queste immagini, dagli agenti di polizia locale. Stava cercando parcheggio, pare, così si è ritrovato all'altezza dell'imbarcadero CTV a fianco del ponte di Calatrava. I negozianti della zona ormai non ci fanno nemmeno più caso e la cosa può però far riflettere su 2 fronti: indicazioni poco chiare e sicurezza, anche in chiave antiterrorismo, forse carente. Questo poi lo vedete, il video appunto girato da un turista. Gli archeologi dell'Università Ca' Foscari di Venezia hanno scoperto il primo albergo
di Jesolo. Il complesso, sorto nel IV-V secolo d.C., si trovava in un isolotto nei pressi dell'antico estuario della Piave Vecchia, nell'odierna località Le Mure. Dopo 2 anni di ricognizioni, scavi e ricerche, Sauro Gelichi, direttore del progetto archeologico di Ca' Foscari nell'area e professore di archeologia medievale del Dipartimento di Studi Umanistici, presenta la scoperta. Si tratta di un posto di stazionamento anche per funzionari imperiali che si trovava lungo una rotta endolagunare. Spiega: in pochi lo immaginano, ma il tango argentino costituisce un'efficace terapia per rallentare il decorso di una malattia come il Parkinson. Al Pacino non vedente nel celebre Profumo di donna, ma che il tango argentino non sia solo una danza lo sanno le famiglie dei malati di Parkinson, che frequentano i corsi avviati da qualche anno tra gli ospedali di Campo San Piero e Cittadella e ripresi con l'inizio del 2018 a Campo San Piero nella Casa Gialla dell'US, a Cittadella nel centro parrocchiale San Giuseppe. Una sessantina i partecipanti, tra malati e familiari, persone che hanno potuto toccare con mano come il tango argentino con il metodo Orotango sia un nuovo approccio che rallenta i sintomi di questa patologia neurodegenerativa. Ritmo e schema di passi fissi, una delle chiavi, e così questa danza diventa fondamentale come sostegno all'equilibrio, al movimento, ma anche per l'umore e la memoria. Un progetto coordinato da 2 danzaterapeuti, realizzato con la collaborazione delle strutture di medicina fisica e riabilitazione dell'ULSS 6 Euganea e con l'associazione padovana Albero della Vita. Dopo Cittadella e Campo San Piero, a breve il corso sbarcherà anche in città, nel centro parrocchiale di Volta Barozzo. Ora vi ricordiamo gli ospiti di 20:10, questa sera si parlerà di attualità politica e vitalizi, anche di questo, con Massimo Candura, segretario della Lega Nord a Treviso, e Graziano Azzarin, che è consigliere regionale del Partito Democratico. Bene, è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento, adesso le previsioni meteo. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale un tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, tuttavia con molte nubi. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Vediamo il dettaglio dell'11 gennaio. Sul Veneto tempo prevalentemente stabile, dunque asciutto, ma anche con un cielo che si presenterà parzialmente o irregolarmente nuvoloso, a tratti anche coperto, specie su Bellunese e Veronese. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, i valori minimi tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione il tempo risulterà asciutto un po' su tutti i settori, con ampie schiarite soleggiate, sia pure con presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, valori minimi tra 4 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile, il cielo infatti si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutta la regione, a tratti anche coperto, specie sui confini altoatesini, ma dunque senza fenomeni degni di nota. Temperature massime tra 3 e 9 gradi, minime tra -2 e 3 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.